la politica, il governo in particolare e i capigruppo, va bene, sicuramente hanno voltato la testa da un'altra parte, nel senso che le risorse erano state trovate e con un colpo di mano di lunedì scorso, va bene, le risorse sono state stanziate su altro. Manovra economica, 50 milioni di euro in meno nel 2018 per le scuole materne paritarie italiane, 7 in meno per il Veneto. Durissima la reazione della FISM, la Federazione delle Scuole Materne Cattoliche, che nella realtà di casa nostra costituiscono la stragrande maggioranza delle strutture esistenti. Io mi chiedo quali possono essere le priorità più importanti, va bene, rispetto ai bambini. È una scelta scellerata da un punto di vista economico, oltre che da un punto di vista anche valoriale. I soldi erano stati trovati grazie all'impegno di alcuni parlamentari, tra cui la trevigiana Simonetta Rubinato, deputata del PD, e di associazioni come la FISM stessa. Lunedì scorso l'inspiegabile decisione che rischia di creare gravi difficoltà e un inevitabile aumento delle rette se non ci saranno provvedimenti di altro genere. La Regione si sta già mobilitando. Sembra che si riescano a trovare ulteriori 3 milioni per le scuole dell'infanzia paritarie in Regione Veneto alla volta di marzo. Quindi questo sarebbe un segnale fondamentale, perché insomma a bilancio sul triennale ci sono 31 milioni di euro a livello regionale sul bilancio triennale. Se si riuscisse ad arrivare quantomeno a 36, come chiedeva la FISM, sarebbe un buon segnale. E a luglio altre risorse, altri 2 milioni, potrebbero venire destinati sempre dalla Regione alle paritarie, ma resta il problema di una politica nazionale che puntualmente si dimentica di queste fondamentali realtà.